Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. L'abbazia, monumento e bene architettonico, diventa centro di sviluppo economico e culturale. È l'obiettivo del progetto di restauro delle Barchesse della Vangadizza, presentato il 27 maggio nella Sala Soffiantini del complesso benedettino a Badia Polesine, nel corso del convegno Artigiani in Vangadizza. Non si tratterà dell'ennesimo recupero fino a se stesso, ma sarà progetto molto più complesso e lungimirante, che vuol fare cultura con le teste e non con i muri. Promotore dell'ambizioso progetto è il Comune di Badia Polesine che, con questa iniziativa, intende realizzare azioni di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità attraverso il Centro per la valorizzazione dei mestieri dell'artigianato artistico. L'iniziativa delle botteghe artigiane è assolutamente originale sia per gli obiettivi sia anche per le finalità molto più operative, cioè quelle del recupero di una parte della struttura storica dell'abbazia della Vangadizza. Il recupero della zona, compresa fra l'ingresso di Via Cigno e il Parco Munari, è stato progettato dall'architetto Ettore Vio. Quante saranno le botteghe che verranno realizzate? Sono 7, che vanno dai 75-80 metri ai 50 metri quadri l'una. Noi cercheremo di capire e mantenere in piedi tutte le parti antiche. Al termine del recupero architettonico verranno selezionate almeno 5 imprese che si insedieranno all'interno delle botteghe ricavate nella zona dell'abbazia anticamente dedicata proprio alla produzione artigianale e agli scambi commerciali. I futuri imprenditori che vorranno aprire la loro attività in abbazia saranno affiancati dallo staff di Punto Impresa Alto Polesine, che li guiderà verso la realizzazione dell'idea imprenditoriale. Certamente è un progetto ambizioso non tanto per l'intervento sulla Vangadizza quanto per gli obiettivi successivi, cioè riuscire a insediare degli artigiani in questa struttura, artigiani che poi possano evolversi, sviluppare le proprie aziende e per la formazione anche dei giovani che in queste botteghe possono trovare l'occasione per apprendere dei mestieri dopo il diploma o anche dopo la laurea. Anche il professor Camillo Corrain, storico e presidente del sodalizio vangadicense, ha posto l'accento sulla funzione strategica che svolgevano anticamente le barchesse. Le barchesse è una tipica costruzione rurale, signorile, però veneta. Non si sa se deriva dove metto in barco il frumento da barcare oppure perché ha forma di barca rovesciata. L'artigianato artistico si caratterizza per essere un settore in grado di creare occupazione di tipo qualificato e per non essere delocalizzabile, in quanto particolarmente legato al territorio in cui si svolge l'attività. A questo proposito, l'artista e docente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, badiese di origini, Marco Lazzarato, spiega quanto sia strategico lo sviluppo di iniziative collaterali a sostegno dell'artigianato artistico. Il progetto è estremamente importante e in qualche maniera diventerà anche pilota per il Polesine perché su una linea tecnica di base che prevedeva un finanziamento per ristrutturare un bene da destinare a botteghe di artigianato artistico e tradizionale, si è costruito un'ulteriore idea che è quella di creare un polo dell'artigianato per l'Alto Polesine. Il progetto prevede la costituzione quantomeno di un ente consorziale per creare, così dire, una struttura di queste botteghe in maniera che siano competitive, spendibili e proponibili a un mercato che non sia solo quello locale ma quantomeno nazionale ed europeo. La fase progettuale è stata curata da Coop Services di Este, che nel 2007 già ha istituito Punto Impresa Alto Polesine, in collaborazione con il Comune di Badia Polesine. Come verranno scelti gli artigiani che si inseriranno nell'ambiente? Sulla base della risposta ad un bando che il Comune di Badia Polesine pubblicherà a breve e in base a una griglia di valutazione alla quale è attribuito un punteggio. Gli artigiani che sono interessati ad insediarsi all'interno dell'abbazia che cosa devono fare? Semplicemente rivolgersi al Comune oppure alla società incaricata della promozione del progetto, cioè la Coop Services, oppure direttamente scaricare il bando e la modulistica per la presentazione della domanda dal sito. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Veneto tramite fondi volti a valorizzare l'artigianato tipico. Il ruolo strategico della Regione in questo progetto è stato messo in evidenza dal dirigente della Direzione Industria e Artigianato della Regione Veneto, Michele Pelloso.
Si tratta di un'importante iniziativa finanziata con fondi regionali, nazionali ed europei di rivitalizzazione di una parte importante di Badia Polesine e del territorio in generale. Bene, si coniuga questo progetto anche con un turismo sostenibile, quindi con tutte quelle attività di carattere di servizi che sicuramente possono dare un grande slancio a questo territorio. All'incontro è intervenuto anche il dirigente della Direzione Commercio, Giorgia Vidotti, che ha posto l'accento su come questo progetto si inserisca in una più ampia iniziativa di recupero dei centri storici. Questo progetto è un progetto che sviluppa in particolare il mondo dell'artigianato, ma parallelamente esistono degli altri progetti, delle altre azioni che la Regione Veneto sta ponendo in essere per la valorizzazione e il recupero del commercio tradizionale, proprio per consentire che vi sia una maggiore sinergia tra il mondo del commercio e le città. I lavori di restauro delle barchesse della Vangadizza dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno, per concludersi nella fine del 2012. Nel frattempo, un bando appositamente predisposto dal Comune individuerà le idee imprenditoriali che ridaranno all'abbazia il ruolo strategico nell'economia locale che anticamente gli apparteneva. Sono partner del progetto anche la provincia di Rovigo, l'ISA di Castelmassa, il Liceo Artistico Roccati di Rovigo, l'APAR Confartigianato di Rovigo, il Consorzio di Sviluppo del Polesine e la GCI Veneto. Tutte le informazioni relative al progetto si troveranno a breve sul sito www.vangadizza.it.